Allora, 19:04, stiamo per ospitare il governatore Luca Zaia, ve lo ricordo alle 19:30, al termine di questa lunga intervista insieme al nostro direttore delle televisioni del gruppo Media Nord-Est trasmetteremo anche le notizie di Treviso, ve lo ricordo, il telegiornale di Treviso. Vedo inquadrata Ilaria Marchiori, è quasi pronta anche la brevissima chiacchierata, credo che il governatore Zaia ha fatto i tuoi microfoni e la sentiremo. Ilaria, ci puoi dare una piccola anticipazione? Sì, il governatore Zaia è uscito, è stato l'ultimo ad abbandonare la sede della Protezione Civile qui a Marghera, dove è stata istituita l'unità di crisi. Non c'è ancora una risposta ufficiale, ci aspettavamo, insomma credevamo di sapere entro oggi, entro il termine di questa giornata, se effettivamente l'ordinanza terminerà con il 1° marzo o se sarà prorogata di qualche giorno per quanto riguarda perlomeno la riapertura delle scuole, perché questo è l'argomento che interessa soprattutto alla cittadinanza. La maggior parte delle persone ci sta facendo questa domanda giorno dopo giorno, ora dopo ora, tra l'altro anche nei momenti in cui stiamo qui in attesa, proprio qui fuori all'esterno della sede della Protezione Civile, spesso ci fermano delle persone, si avvicinano proprio per chiederci questa cosa. È l'interesse principale, quasi anche pensate delle persone più anziane che magari potrebbero insomma non avere un interesse diretto rispetto magari a un genitore, ci chiedono se proprio le scuole saranno riaperte o meno. Lo dobbiamo lunedì, aspettare. questo ancora non si sa. Dobbiamo aspettare, purtroppo domani l'abbiamo capito. Grazie da Marghera e Ilaria Marchiori. L'intervista che ha registrato pochi istanti fa col governatore Zaia, vediamola. Oggi è stata una giornata intensa di piene attività e ci rimettiamo a una risposta che verrà dalla comunità scientifica domani mattinata, in particolar modo relativa alle scuole, anche perché le 3 regioni che hanno i contagiati, che hanno casi noi abbiamo 33 persone in ospedale, delle quali 9 in terapia intensiva, ovviamente chiedono lumi e indicazioni della comunità scientifica. Sto parlando dell'Istituto Superiore di Sanità e tutti gli altri esperti che ovviamente stanno lavorando in queste ore. Il pressing continuerà anche domani affinché si cambino le cose? Ma guardi, noi per quanto riguarda le scuole, che è un ambiente, che è un mondo delicato e lo si capisce perché, ci occupiamo assolutamente di fare in modo che sia chiara la decisione e sia validata dal punto di vista scientifico, e mi fermo qui. Dall'altro, rispetto alle attività, spero veramente che si possa aprire, che si possano comunque, anche pur con delle regole, avere modo di dare un minimo di respiro, di ossigeno alle attività. È un po' deluso, si aspettava oggi un'altra risposta? No, guardi, no, perché ho sempre detto, noi siamo assolutamente positivi. Pensiamo fino a questo momento comunque di avere un buon contenimento e non una crescita esponenziale del contagio. Però è pur vero che ci vuole sempre la validazione della comunità scientifica, cosa che ho sempre detto fin dalla prima ora. Oggi da voi è arrivato un po' di nervosismo, uno degli striscioni, uno di questi ti diceva Zaia vieni a voi. Sì, beh, non li ho visti, non ho portato io il virus a voi, non sono io responsabile di quello che sta accadendo. Capisco la tensione, però quella che hanno loro ce l'ho anch'io, nel senso che se questo è il metodo per risolvere i problemi direi proprio di no. Fra l'altro ricordo ai cittadini di Vo che Vo è in cordone sanitario perché c'è stata una scelta del Consiglio dei Ministri e la gestione è la gestione prefettizia, prova ne sia. Ricordo anche ai cittadini di Vo che se hanno avuto tutti il tampone è perché io l'ho voluto contro le linee guida. Allora, prima di tornare a Marghera dell'area Marchiori, sentiamo l'intervista che lei poco fa davvero ha fatto all'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin. Noi siamo in attesa appunto di capire insomma quale sarà la linea del governo e delle altre regioni. C'è un dialogo continuo, però ad oggi, ad ora, insomma, non c'è ancora nessuna espressione su questo. È chiaro che quando si parla di apertura delle scuole si parla appunto con un parere da parte della comunità scientifica e quindi con l'attestazione rispetto all'evolversi del quadro epidemiologico e dei numeri, e quindi anche per questo motivo insomma credo che c'è questo confronto molto ferreo e aspettiamo di capire insomma quali che saranno il pronunciamento. Assessore, questa mattina c'è stato anche l'incontro qui alle 12 insieme a tutti i dirigenti delle ULS del Veneto, hanno fatto il punto sulla situazione, hanno detto che è tutto sotto controllo, domani ci sarà
sarà probabilmente anche un incontro proprio qui a Venezia che sarà convocato con tutta probabilità dal direttore generale Dal Ben. Sì, abbiamo fatto l'incontro con i direttori generali per fare il punto della situazione, per capire com'è la situazione nelle singole aziende, nei singoli ospedali per quanto riguarda i presidi e quindi le distribuzioni, insomma, che sappiamo che c'è stato un ordinativo massiccio da parte di Azienda Zero che adesso deve essere distribuito, lo stanno distribuendo, e poi insomma per capire un po' com'è la situazione nelle singole aziende. Quindi sono arrivati i rifornimenti? Sì, sono arrivati, non i totali ordini che sono stati fatti, perché sappiamo insomma che c'è comunque una difficoltà, quindi arrivano dilazionati giorno per giorno. Noi abbiamo dato indicazione che appena arrivano appunto i presidi saranno distribuiti poi da parte dei distretti, e quindi saranno i distretti che distribuiranno ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale. È chiaro che in una situazione di emergenza come questa, in cui sappiamo alcuni presidi, le famose mascherine, non si trovano, c'è un po' di difficoltà, però comunque ci siamo impegnati a distribuirle anche ai medici di medicina generale, quindi i vari distretti si stanno organizzando per questo. Allora, Ilaria, torniamo da te. C'è intanto una precisazione, mi dispiace che qualcuno abbia montato una polemica su questo, non ho mai detto che i cinesi non si lavano, mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno anche per i rapporti personali noti e testimoniati che ho con la comunità cinese. Tra poco arriveremo anche a questo, di cui parleremo con il governatore Zaia nei nostri studi, perché sta arrivando. Ilaria? Sì, infatti volevo dire che effettivamente questa mattina, proprio quando il governatore ha parlato con noi e anche rilasciato l'intervista, non ha mai detto questa cosa che si è diffusa e che si è letta su alcune, cioè, insomma è stata diffusa un po' in internet online, forse è stata capita o interpretata male. Comunque prima con l'assessore Lanzarin, come avete sentito, avevamo parlato della possibilità di un incontro domani proprio nella sede dell'ULSS 3 Serenissima, che è stato confermato. Ci sarà una conferenza sia con il direttore generale Dal Ben che con tutti gli organi del territorio competente per illustrare le misure da prendere o comunque i contenuti nel dettaglio emersi dal tavolo che si è svolto qui oggi nella sede della Protezione Civile a Marghera con tutti gli altri dirigenti delle ULSS del Veneto. Ma proprio per sentire le dichiarazioni a caldo al termine del tavolo del direttore generale Dal Ben, sentiamo proprio l'intervista. Le strutture di prevenzione, anche le tende, a cosa serve tutto ciò? Sono state, come dire, installate per essere pronti a fronteggiare una situazione ben più, come dire, numerosa e pericolosa rispetto all'attuale, quindi sono state installate per precauzione. Attualmente le usiamo però per fare il cosiddetto pre-triage e quindi dividere le persone che hanno delle sintomatologie respiratorie dalle altre che arrivano in pronto soccorso. La situazione adesso com'è nella LUSL veneziana? Ma è una situazione che si sta via via stabilizzando e che stiamo chiaramente monitorando, siamo molto concentrati, la unità di crisi è permanentemente in riunione, incontriamo ogni giorno i sindaci, incontriamo ogni giorno le rappresentanze sindacali sia del comparto che della dirigenza medica, quindi una situazione che ci vede molto concentrati, molto attenti, ma tutto sommato abbastanza tranquilli. Perché la situazione non c'è quel sviluppo dei rischi che si temevano? Non c'è questo aumento esponenziale che magari veniva ipotizzato, si assiste sì alla presenza di qualche nuovo caso, ma nell'ordine di qualche unità. Per quanto riguarda i medici, anche loro rischiano e qualcuno tra l'altro ne ha subito le conseguenze, anche loro hanno subito risultano positivi? Sì, c'è qualche medico che chiaramente ha visitato qualche dei pazienti che poi sono stati positivi, che a sua volta è stato posto in isolamento come da protocollo. Però sono medici che come dire, sono seguiti, attenzionati e che non hanno in questo momento problemi. Allora, e poi l'intervento del presidente di Confindustria Venezia Rovigo in diretta durante la nostra lunghissima straordinaria di oggi pomeriggio con domande pesanti sul settore dell'economia e i rischi per le prossime ore. Inizio a essere stufo, perché vi racconto un episodio, vi racconto due dati e poi lo trasformo con uno spot. Prima vi dico lo spot e poi vi trasformo il dato.
Ci hanno tolto la speranza. È il titolo che utilizzerei proprio, ce l'hanno tolta la speranza. Io le racconto questa cosa qua. Rapporto Germania, 80.000 influenze, 40.000 soltanto nelle ultime 2 settimane, 13.300 ricoveri, più di 130 purtroppo deceduti, 17 coronavirus, di cui uno che ha 25 anni l'ha contratto in Italia perché è andato a Milano. Ora io dico, ma quanto siamo imbecilli? Ci siamo fatti male da soli, dice? No, non ci siamo fatti male da soli, ci hanno tolto la speranza. E allora adesso si devono prendere la responsabilità, perché quando a un certo punto noi perderemo 50 miliardi, voglio vedere chi ha il coraggio di dire è colpa del coronavirus. E quando prenderanno i soldi dai conti correnti delle persone o faranno la patrimoniale, guai chi si permette a dire che è colpa del coronavirus. Presidente, però sa che io la sento arrabbiato, lanciare una cosa di questo genere è preoccupante da morire per i nostri cittadini. Ma Ferdinando, non è un fatto di cittadini, non è un fatto di essere preoccupati. Io le dico adesso, in riferimento proprio alla situazione normale, cercando di essere pacati, abbiamo avuto alberghi che hanno perso la stagione. Venezia, tra l'acqua alta e il coronavirus, ha perso un anno. Sì. Centri storici svuotati, commercianti che hanno visto chiuso le proprie attività. Cioè, io dico, come anche un piccolo commerciante, un piccolo artigiano, in un momento in cui c'è una contrazione economica forte, perché sappiamo che comunque non cresciamo, come fa a recuperare un mese e mezzo? Io sono italiano e mi sento offeso e ci metto la passione di essere ritenuto in Europa e al mondo un untore, e mi preoccupo della salute dei miei connazionali, e dall'altra parte mi preoccupo anche della salute psicologica, che si traduce anche in sopravvivenza. Cioè i soldi, il lavoro serve per vivere, non è un hobby. È così. Allora, intanto, prima della pubblicità un flash. Il Comune di Venezia, lo abbiamo detto in diretta oggi, annuncia lo slittamento delle tasse comunali dopo le difficoltà economiche registrate in città a seguito del coronavirus. Lunedì 2 marzo, in una giunta straordinaria appositamente convocata, il sindaco Luigi Brugnaro approverà lo slittamento delle scadenze di Tari, CINP e COSAP, così da non gravare sulla cittadinanza con tasse o canoni comunali in un momento così delicato per la città di Venezia. Nello specifico, il 16 marzo sarebbe in scadenza la prima rata dell'anno in corso della Tari, per il pagamento della quale i cittadini dovrebbero aver già ricevuto il bollettino. Siamo riusciti a posticipare la scadenza della prima rata, facendola diventare concomitante con la seconda, in pagamento il 16 maggio. Non si possono cancellare, lo abbiamo sentito in diretta, perché la Corte dei Conti interverrebbe tra poco. Torniamo in diretta dunque subito a Marghera da Ilaria Marchiori, anche per aggiornare su un caso oggi, la chiusura della moschea. Ilaria. Sì, eccoci qui. La polizia locale di Mestre oggi ha chiuso proprio un locale che era stato adibito a moschea, dove si stava svolgendo la preghiera del venerdì per inottemperanza alle misure stabilite nell'ordinanza che è stata firmata dalla Regione del Veneto con il Ministero della Salute, che impedisce appunto le manifestazioni religiose, quindi tutte le manifestazioni religiose, con l'obiettivo di contenere appunto il contagio da coronavirus. All'interno delle stanze adibite ad aula preghiera, che erano situate al piano terra di questo edificio, c'erano circa 90 fedeli, mentre altrettanti erano all'esterno che stavano aspettando di entrare, dandosi il cambio come di consuetudine. È da notare, ha informato il comando della polizia locale in una nota, che molti dei partecipanti erano forniti di mascherina chirurgica e che, informati dei motivi della violazione per motivi di salute pubblica, si sono subito
allontanati senza protestare. Questo l'hanno voluto evidenziare. Gli agenti poi della polizia locale hanno provveduto allo sgombero, mentre l'imam presente è stato denunciato proprio per non aver osservato i provvedimenti dell'autorità ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Dunque anche questo locale adibito a moschea a Mestre è stato chiuso oggi dagli agenti della polizia locale di Venezia. Grazie davvero Ilaria Marchiori ancora una volta per il tuo prezioso lavoro e quello di Sandro Ponchio. Buona serata dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Aveva tentato il suo primo colpo nella notte tra il 31 dicembre e il 1° dell'anno, così ribattezzato il rapinatore di Capodanno. Ieri è stato arrestato. Manette ai polsi del tunisino 33enne identificato dalla polizia di Jesolo come il rapinatore di Capodanno. Ora in attesa di processo il risultato è essere stato già arrestato con precedenti per spaccio, furto e pure un tentato omicidio nel 2014. È l'esito dell'attività di indagine condotta dal commissariato di Jesolo con la questura di Treviso e il commissariato di Conegliano. Attività che ha permesso di individuare nel tunisino l'autore della tentata rapina del 1° gennaio scorso ai danni di una donna residente a Conegliano e che stava trascorrendo il Capodanno appunto al Lido di Jesolo quando verso le 3 del mattino è stata aggredita insieme ad un'amica in via Baffile, nei pressi dell'albergo dove stava trascorrendo le vacanze natalizie. La donna, strattonata con violenza dal ladro per impossessarsi della sua borsa, ma poi fuggire a mani vuote e lasciandola malcapitata a terra dopo averla fatta cadere violentemente con una prognosi diagnosticata in 10 giorni. Vittima che con il suo accompagnatore ha riferito agli agenti di essere stata sorpresa alle spalle. Nelle scorse ore l'arresto, grazie anche alle testimonianze di 2 persone. A Venezia il primo braccialetto elettronico anti-stalker, la misura nei confronti di un egiziano che continuava a perseguire la ex dopo la fine della loro relazione. Applicato a Venezia il primo braccialetto elettronico anti-stalker. Si tratta della misura prevista dal Codice Rosso e già attuata nelle scorse ore dal commissariato di Mestre. Questo per tutta l'area metropolitana di Venezia è il primo provvedimento cautelare di questo tipo. Un braccialetto elettronico, cioè munito di GPS, appliccato all'indagato che permette di tracciare i movimenti della persona con il trasmettitore satellitare collegato a sua volta alla vittima. Il braccialetto è stato allacciato al polso di un cittadino egiziano di Venezia che, terminata la relazione con la compagna moldava residente a Mestre, non ne accettava l'idea e così ha iniziato a pedinarla, tormentarla e perseguirla fino a minacciarla. Un clima teso e pericoloso, continuo, che aveva portato le forze dell'ordine a intervenire più volte, fino a quando, nelle scorse ore, per tutelare maggiormente la donna, si è deciso di applicare questa nuova misura di sicurezza. Allora, ancora notizie. Questa mattina una pattuglia della polizia locale è intervenuta nella piazzetta antistante l'istituto Zuccante di Mestre a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un'auto con uno dei finestrini sfondati. Gli uomini del reparto motorizzato, dopo le opportune verifiche, hanno scoperto che all'interno del mezzo, di proprietà di un 45enne del posto residente nelle vicinanze, era presente un chiusino in ghisa, un tombino, evidentemente utilizzato per tentare il furto del veicolo. Dentro l'abitacolo sono state rinvenute altre anche tracce di sangue, presumibilmente riconducibili all'autore dello scasso. Indagini in corso della polizia. Sono 2 diverse. Ha approfittato ancora, un'altra notizia, ha approfittato di un momento di distrazione durante il turno serale per cercare di impossessarsi del telefonino di un collega, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati e il responsabile è stato denunciato. Protagonista, dovrebbero esserci delle immagini dell'episodio, un 23enne di origine ecuadoregna ma residente a Fossò che lavora come corriere per una ditta. Ieri sera si trovava nel centro logistico di Amazon in via Spagna a Vigonza. Tra un giro di consegne e l'altro, proprio nelle pertinenze dello stabilimento, è stato notato dalla vigilanza mentre di soppiatto si avvicinava al cellulare lasciato momentaneamente incustodito da un collega. Prima che potesse impadronirsi dello smartphone è stato fermato e sul posto è stato chiesto l'intervento dei carabinieri di Vigonza, che lo hanno trasferito in una caserma e quindi poi denunciato. È tutto, ci arriviamo tra poco perché è arrivato il governatore Luca Zaia, sarà con noi anche il direttore delle emittenti del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. Pubblicità tra poco.